Va ora in onda La legge del gol. E buonasera cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati in una nuova puntata della legge del gol. Qui come sempre al mio fianco in studio ho il buon Fede Pontillo. Buonasera a tutti e buonasera Matteo. Grazie mille caro Federico, poi abbiamo anche il buon Roby Di Franco. Buonasera a tutti. E purtroppo sarà assente anche questa sera e probabilmente anche alla prossima puntata il nostro Marco Minerva, l'altro diavolo pazzo dell'entourage di Radio Libertà. Ma allora, intanto come sempre vi invitiamo a intervenire allo 02 92 94 72 22 02 92 94 72 22, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Però come diciamo sempre, chiamate 02 92 94 72 22. Io direi di partire subito con diciamo proprio per dire via il dente, via il dolore, ecco, in un modo o nell'altro, perché anche io da interista personalmente analizzerei, sì, però non mi ci soffermerei molto, perché appunto non è una partita secca, non stiamo parlando di una partita secca, ci sarà il ritorno, ovviamente sto parlando dell'Euro Derby che si è giocato ieri sera, Milan-Inter, che ha visto uscire vittoriosi per 2-0 i neroazzurri. E perché anche da interista magari qualcuno dirà: ma come hai vinto? Perché non ti soffermi? Appunto perché non è una partita secca, e poi non stiamo parlando di un risultato così incisivo che uno dice è impossibile recuperarlo. Se stiamo parlando di un 4-0, certamente doveva parlare di miracolo della prossima partita, per un pareggio, un'eventuale vittoria, un miracolo da parte del Milan. Però per 2-0, 2 gol sono facilmente fattibili, ecco, in una partita. Beh, parliamoci chiaro, sono fattibili. Io lascio la parola inizialmente intanto a voi radioascoltatori, come avete vissuto l'Euroderby dopo 20 anni, e soprattutto che sensazioni avete avuto. Ovviamente questa domanda è rivolta ai tifosi milanisti, interisti, ma non solo, perché penso che la partita che si è giocata ieri sera la guardava un po' tutta Italia, secondo me, perché è un evento più unico che, che raro. Quindi vi invito a intervenire allo 02 92 94 72 22. Allora, vissuta molto male, perché comunque dallo stadio è stata ancora peggio, però sulla partita io penso sia poco da dire. Cioè, il primo tempo l'Inter, se avesse chiuso con 3-4-0 non aveva rubato niente, quindi la partita, la vittoria è meritata, perché noi non siamo scesi in campo, abbiamo provato nel secondo tempo a gestire la palla, ma avere proprio occasioni, a parte l'azione di Messias che è arrivato davanti alla porta, ha tirato fuori, non me ne ricordo, e il palo di Tonali che comunque era un tiro da fuori, ma oltre quello niente. Quindi veramente è stata una brutta partita. Nella partita più importante la prestazione non c'è stata, quindi abbiamo visto che comunque con la mancanza di Leao le idee davanti scarseggiano. Purtroppo è brutto da dire, ma è così. Quindi la speranza, adesso il risultato è compromesso. Certo, non è impossibile, non dico che l'Inter è passato o comunque non è 2-1, cosa che speravamo arrivasse il 2-1 e poi te la giochi al ritorno, invece siamo 2-0. Sarà dura, sarà difficile. La cosa che spero, perlomeno, non dico di ribaltarlo per forza, ma almeno la prestazione che ci sia al ritorno, perché se giochiamo come abbiamo giocato all'andata non andiamo da nessuna parte. Cioè tu dici, quindi speri in una partita un po' più combattuta rispetto a quella Sì, che si è almeno giocata ieri sera. che ce la giocarsela, perché ieri non ce la siamo giocata. Cioè ieri primo tempo non siamo scesi in campo, secondo tempo c'è stato, sì, abbiamo tenuto la palla più noi forse, almeno da quello che ho visto io dallo stadio, però hai fatto un tiro in porta su 11 tiri totali, uno segnava proprio il tabellone dello stadio, non è che solo dalle statistiche, 11 tiri in porta, e sarà il palo perché quello di Messi è stato fuori. Arrivi davanti alla porta in una partita così, non dico che devi segnare, perché magari Onana la parata la fa, ma prendi la porta almeno, niente, neanche quello. Quindi io penso che come prima partita sarà il nervosismo, sarà quello che vuoi, ma non ci siamo, cioè non c'è stato niente di buono. Partiamo con la prestazione la prossima partita e con le idee più chiare, e poi ovviamente se dovesse arrivare un gol nei primi minuti, nel primo tempo perlomeno, si vedrà. Quello ovviamente è tutto da vedere e lo vedremo martedì prossimo, perché il prossimo match
ritorno si disputerà martedì prossimo. Faccio un'altra domanda, scusatemi, a Roberto Di Franco, perché appunto visto che Roberto era lì presente allo stadio, già quando vediamo un derby in campionato, in Coppa Italia o nella Supercoppa, ovviamente, e senti, vabbè, a parte che quest'anno a Riyadh si è giocato, Sì. quindi se volevi vedertelo dovevi andare a Riyadh, però ecco, parliamo un attimo di quando si gioca in casa nostra. Già è un'atmosfera tesa sicuramente, dove c'è molta ansia, anche se è un derby in campionato, anche se l'Inter o il Milan, una delle due, si trova primo in classifica e l'altro si trova veramente al 10° posto, c'è molta tensione lo stesso, non per forza perché si sta giocando lo scudetto, è un derby, ma ti faccio questa domanda visto che eri allo stadio: si respirava qualcosa di diverso ieri sera? Sì, io penso proprio di sì, che proprio l'atmosfera non era come un derby di campionato normale, ma si sapeva comunque. Certo, anche i tifosi, i nostri tifosi, ma anche noi stessi eravamo convinti, non dico io non sono mai convinto di portarla a casa, però almeno di giocarcela, perché comunque per l'importanza che ha questa partita, invece comunque Pioli ha le sue colpe, la squadra anche è andata male, però l'atmosfera era molto bella, le coreografie e tutto quanto, quindi quello sì. Ma io penso che in questo caso il grande problema del Milan secondo me, poi vabbè, certamente tu dirai: "Certo, sono anche qualche uomo in campo, va benissimo", però io prima che m'han detto la regia che abbiamo un ascoltatore, prima di passare alla telefonata, volevo dire solamente una cosa: forse il problema più grande del Milan ovviamente è il fatto di avere una panchina molto più corta Sì. rispetto ad altre squadre che giocano, cioè rispetto banalmente anche al Napoli o lo stesso Inter anche. Poi certo, avere la panchina lunga serve, però certo che se hai, Correa come o metti dentro Gagliardini, cioè nel senso, con tutto il rispetto, certo hai delle alternative, però che alternative sono? L'anno scorso per esempio secondo me c'era una panchina molto più lunga, ma molto più, Però tu costo calcoli i primi cambi, perché poi gli ultimi cambi, perché certo poi se tu guardi i primi cambi comunque è certo entrato Lukaku, Brozovic, è entrato Lukaku, sì, 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 cioè sì, che sono comunque assolutamente. giocatori di livello che Assolutamente. potrebbero fare anche i titolari. Sì, 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 no, ma assolutamente. De Vrij anche, lo stesso Certo. De Vrij anche se è calato. Comunque abbiamo delle telefonate e passiamo subito la linea ai nostri cari radioascoltatori. Prego, buonasera, in diretta qui con noi. Buonasera, sono Paolo da Trieste. Buonasera. Allora, volevo farvi i complimenti perché l'avete detto parecchie volte, se non mi ricordo, correggetemi se sbaglio, ma almeno io da voi l'ho sentito dire. Il Milan senza Leao, e non solo senza Leao, ma senza Leao in quella particolare posizione, è un Milan dimezzato. E secondo me ieri si è visto. L'Inter per il primo tempo poteva fare tranquillamente il terzo gol. Nel secondo tempo poi ha tirato i remi in barca e come avete detto prima il Milan più di tanto non ha fatto. Bravi ragazzi, complimenti. Ciao e un saluto a tutti quanti. Grazie mille a lei per essere intervenuto. Per chi altro volesse intervenire durante il corso della puntata, come ha fatto il nostro radioascoltatore, può farlo allo 02 92 94 72 22 oppure ci può scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Ma intanto per rispondere al nostro radioascoltatore che ha confermato, ecco, un'idea penso che sia comune a tutti qua in studio, l'abbiamo sempre detto del discorso di Leao, però io concordo anche su quello che ha detto il nostro radioascoltatore, che la partita, e questo è stato tra virgolette un errore dell'Inter, poteva terminare con più gol. Io ti dico, vabbè, a parte non rispondo neanche, ma semplicemente perché tutto quello che ho detto io quando parlavo della partita, quindi siamo d'accordo sulla lettura della partita. Sull'Inter io penso che sia stata più un'idea di Inzaghi lì si è ritrovato comunque, perché magari non dico che non se l'aspettava, però comunque si è ritrovato dopo 11 minuti a essere già 2-0, la cosa migliore quale può essere? Gestirla e ripartire in contropiede. Poi sicuramente l'Inter nel secondo tempo non ha creato tantissime occasioni come magari sarebbe potuto essere, ma perché noi abbiamo cercato di attaccare per quel poco che potevamo, perché ieri l'unico uomo su cui potevamo sperare che creasse qualcosa là davanti era Brahim Diaz, solo lui, perché per il resto Giroud all'età che ha, Origi quest'anno non si è visto, è stato inutile.
anche Brahim Diaz ieri male, quindi davanti idee non ce ne sono state, come abbiamo detto prima, e quindi questo è il risultato. Con Leao sicuramente al ritorno, sperando che ci sia, sarà diverso, vedremo cosa succede. Per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, sì, nel senso ha ragione lui, perché si è visto anche nei mesi in cui il Milan andava male che Leao gli aveva cambiato posizione, non faceva niente. Quindi sì, occhio a non dare però troppi demeriti al Milan e pochi meriti all'Inter, perché comunque ieri l'Inter secondo me ha fatto una grandissima partita a livello psicologico, oltre che a livello di calcio giocato, perché ha aggredito il Milan, cosa che non si vedeva da non so quanto tempo, cioè proprio la pazza Inter, no? Quindi secondo me Inzaghi ieri non ha sbagliato nulla a parte il cambio Correa e Gagliardini, perché sono due giocatori che ritengo inutili quest'anno, però vabbè. Non ha sbagliato nulla perché? Perché comunque penso che nessuno si aspettasse un 2-0 giocando così nei primi 11 minuti. Dal momento in cui ti mangi tutti quei gol nel secondo tempo in contropiede, perché penso a Dzeko che vabbè è stato una grandissima parata anche di Maignan e appunto Gagliardini, se fossero entrati quei gol là adesso staremmo parlando di un'altra prestazione, quindi è giusto secondo me sul 2-0 cercare di giocare in contropiede, però devi finalizzare, cioè le azioni in contropiede devi chiuderle, quindi questo secondo me è stato l'unico errore che ha fatto l'Inter di tutta la partita. Per il resto Sì, non ci sono stati errori. Poi certo, un demerito anche al Milan che non ha fatto la prestazione da Milan che siamo abituati a vedere. Però è anche vero che secondo me è una squadra che arriva in semifinale di Champions League, e premetto che non so per quale santo quest'anno queste due squadre siano arrivate in semifinale di Champions League, perché secondo me in Europa ci sono squadre che sono molto più forti e bastava vedere la partita della sera prima, che è proprio un altro livello di calcio. Però tornando al discorso di prima, non puoi arrivare in semifinale di Champions League e giocarti la Champions sia nella competizione sia in campionato, che sia lì che ti giochi la Champions, sperando di avere solo quel giocatore lì in forma, perché se non hai quel giocatore e la squadra non va bene, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non va a livello o di allenatore, o c'è qualcosa che non va a livello di mercato, di giocatori di società, perché io penso alla mia squadra e se gli togli un giocatore a centrocampo come Brozovic, Inzaghi è stato bravo ad adattare Mkhitaryan a quel ruolo. Se gli togli Çalhanoğlu, ovvio, se inizia a togliere 3, 4, 5 pedine stiamo parlando di un'altra cosa, per carità, non dico questo. Quindi quando penso al Milan senza Teo Hernandez, Maignan, Brahim Diaz e Leao, Tomori, questo è un altro discorso, ovvio, ti mancano 5 pedine, ma se te ne manca una e non giochi, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va in generale, cioè vuol dire che non va bene, che tu senza un giocatore solo non puoi giocare, o comunque giocare così. Su questo ti do assolutamente ragione. Ma anche sul discorso, ma questo adesso non sto parlando del Milan, questo è un po' di un'indole di tutti i tifosi. Sì, Cioè anche la quando Roma senza Dybala, cioè lo stesso discorso No, stiamo no, no, parlando. ma io quello che dicevo, spesso si tende, quando si perde una partita importante o comunque a usare la scusante: "Cavolo, però la mia squadra non c'era in campo". Però ragazzi, quando si vince solitamente, poi certo ci sono quelle partite che sono combattute dove si vince magari 1-0, 2-1, ehm, che sono veramente molto combattute. Entrambe le squadre hanno fatto delle prestazioni fantastiche, veramente fantastiche, e ti godi veramente un match, spettacolare che ti fa venire i brividi quando poi lo ripensi appena è finito. Però generalmente quando si perde, sicuramente è perché ci sono molti errori anche in campo, però quegli errori lì vengono anche fatti cioè vengono anche fatti perché la squadra solitamente o pressa o comunque gioca un determinato stile di calcio. Perché io penso anche per esempio alla Supercoppa. Non voglio far quel paragone lì perché ieri abbiam giocato molto bene, però non con perché come abbiam giocato con la Supercoppa, ragazzi, sembrava che avevano tutti il pugnal fra i denti, eh. Sembrava Sì. che Inzaghi avesse detto nello spogliatoio, o era arrivato Zan che le aveva detto: "Bene, voi non vincete questa partita qua in Supercoppa, perfetto, siete tutti svincolati Ma dall'Inter". io invece Cioè penso che i primi 20 minuti di ieri siano stati ancora meglio della Supercoppa, perché ieri i primi 20 minuti
Io allora, parlo del match completo, perdonami, perché sì, in Supercoppa abbiamo tarellato per abbiamo 60 minuti tarellato abbondanti, e lì ti posso dire che al Milan mancavano un paio di giocatori, 3 giocatori forse abbastanza importanti che comunque han fatto cioè giocatori di un certo livello. Ieri ne mancava solo uno, sì, è il più importante, forse il più in forma in questo momento insieme a Maignan, però No, su quello che hai detto non concordo, ma va. non puoi basarti solo su un giocatore, perché allora vuol dire che dovresti fare metà classifica, perché sennò per me, sennò non ha senso. Io quello che volevo aggiungere è che sicuramente ieri si è visto che davanti senza Leao non ci sono poche idee purtroppo, però comunque adesso è vero che la mancanza di Leao è un giocatore fondamentale. Ieri è sembrato che ci sia questa cosa e anch'io l'ho notata, che sembrava che se non c'è lui non giochiamo, però comunque io ti parlo più della fase offensiva, che non ha idee, però poi vabbè, il resto della squadra dietro comunque non è che senza Leao basta, prendiamo imbarcate 20 gol a partita, cioè il discorso è questo. Ovvio che senza Leao là davanti tante occasioni non arrivano, perché comunque lui è quello che ti salta l'uomo, è quello che ti fa andare in superiorità numerica, è quello che ti prova il tiro, cose che magari purtroppo su altri giocatori, per esempio, prendo per esempio la partita col Napoli, quella dell'andata, ma anche forse al ritorno, non è stato, no, il ritorno è stato Leao, ma all'andata è stata una giocata di Brahim Diaz, neanche di Leao, per dirti. Cioè, i giocatori ci sono, è solo che quando non sono in giornata succede queste cose qui. Poi hai preso 2 gol in 3 minuti a inizio partita, l'approccio l'hai sbagliato, psicologicamente sei andato per terra. Quindi è Ma stato anche quello. Ma è sempre così, perché adesso l'Inter in campionato negli ultimi match sta avendo delle prestazioni positive, ma fino a 4 giornate fa, ragazzi, eravamo veramente imbarazzanti, ma veramente imbarazzanti, che io personalmente dicevo: "Ma come cavolo arriviamo cioè era un qualcosa veramente di imbarazzante. Il problema di Milan e Inter l'abbiam sempre detto, sono purtroppo altalenanti, non sono delle squadre almeno in questa stagione, poi secondo me anche l'anno scorso, anche se quest'anno ovviamente, abbiamo fatto peggio evidentemente dell'anno scorso entrambi, così, però comunque siamo troppo altalenanti. Però secondo me la differenza è che se tu guardi le nostre partite in cui abbiamo perso, ti parlo Fiorentina, Monza, Empoli, Empoli Udinese. no beh, l'Udinese No vabbè, l'andata. parlo dell'andata. E come si chiama quello, e la Salernitana è stato che, non abbiamo concretizzato le azioni. O meglio, abbiamo attaccato tantissimo, abbiamo rischiato di andare in vantaggio, super, triplo, quadruplo vantaggio, non le abbiamo sfruttate, errore nostro, e poi ci hanno punito. Se io guardo le loro sconfitte, diciamo, mi sembra a parte qualche partita, mi sembra un po' diversa la storia, cioè mi sembra non attacco 100, non segno e prendo un gol. Cioè mi sembra che quando il Milan "perde", tra virgolette, gioca proprio male. Cioè è una mia impressione. È diversa invece da quando ho visto l'Inter col Monza e con la Fiorentina, che me la prendo con certi giocatori che si sono mangiati dei gol a porta vuota, perché hai creato tanto, hai preso il gol, poi giusto che tu abbia perso perché devi segnare e se prendi gol devi recuperare. Quindi non è che cioè mi sto giustificando, attenzione. Secondo me c'è proprio una differenza nelle ultime partite. Poi Cioè, quindi tu stai dicendo sostanzialmente che l'Inter non sfrutta anche quando ha perso in queste partite, in questo nelle ultime campionato, partite, nelle sì, ultime, nelle ultime partite che con non ha l'Udinese, sfruttato le occasioni, che come è hai detto tu, vero. all'andata abbiamo proprio giocato male, meritato di perdere, niente da dire, assolutamente. Al derby all'andata abbiamo meritato di perdere, niente da dire. Io ti parlo l'ultimo Sì, periodo, sì, sì, l'ultimo no, no, mese no. e mezzo, Vabbè, ecco, ma è solo quello. questo purtroppo ce lo siam sempre detti. Del Milan purtroppo io guardo poco. No, io la Non cosa che volevo sono aggiungere è che, molto amante. a parte, una cosa ancora sull'ultima cosa sulla partita, il fatto che ovviamente, tutto ci poteva andare male, ma c'è sempre peggio, e quindi infatti abbiamo Bennacer che ha finito la stagione, quindi non ci sarà ritorno e non ci sarà fino a fine stagione, quindi un'altra bella notizia per chiudere bene 'sta partita. Sulla cosa che ha detto Federico adesso, io sono d'accordo, perché comunque il Milan ha avuto quel mese di febbraio imbarazzante dove prendeva 4 pere da chiunque, cioè siamo andati a Roma con la Lazio 4-0, 5-2 col Sassuolo e abbiamo giocando male, ma è stato un mese proprio di niente, proprio nullo. L'unica cosa che dico è che è vero che adesso l'Inter sta perdendo giocandosela, quelle che ha perso, però all'andata
qualche partita, anche l'Inter, dove comunque non ha giocato male, comunque all'andata aveva perso quasi tutti gli scontri diretti, se non tutti, la Roma, il Milan, è andata a Lazio. Udine a perdere con la Lazio, quindi Andato. più o meno il periodo, quel mese lì magari dove vai male ce l'abbiamo avuto un po' entrambe, ecco quello. Adesso l'Inter, sono d'accordo anche con Federico che nelle ultime partite, quelle che ha perso se l'è giocata, è stato un episodio, è vero, però Tra l'altro, solo questa scusate, cosa. tornando al campionato, adesso c'è un rullo di tamburi perché escono alcune indiscrezioni, alcune notizie riguardo a un possibile di nuovo penalizzazione per la Juventus, per quella storia lì. Sicuramente dicono che l'Europa, in teoria, dovrebbe essere qualificata l'anno prossimo e questo vorrebbe dire, presumo, che ci sarà uno spazio in più per un'altra squadra e questo è già un sospiro di sollievo, tra virgolette. Soprattutto Però per noi. si dice anche che gli tolgono di nuovo dei punti, però non 15 punti, leggevo, si parla Di di 9 punti, sì, se non esatto, sbaglio. di 9 punti. Io una domanda che volevo fare su questa cosa è: ha avuto senso tutto questo? Assolutamente no, è una Che senso ha pagliacciata, una togliergliele pagliacciata. 15, ridarglieli e poi togliere? A sto punto arrivavamo a fine stagione, si prendeva una decisione e finiva lì. Ma ragazzi, non infatti. abbiate paura, siamo in Italia, tutto non funziona un cazzo, dobbiamo fare la figura dei clown. Gli toglieranno i punti che gli servono per non andare in Europa. Per me non glieli E quindi tolgono, per me. no, l'Europa non la perché c'è anche un'inchiesta dalla UEFA, quindi non credo che l'Europa ci andranno, però sinceramente aveva più senso, come hai detto lui, finisci il campionato, dai. gli togli i punti per arrivare in Europa, basta, oppure se gli togli 15 punti, li togli punto e stop, perché se no non anche perché adesso perché la Juve ha questi punti qua, ma metti che avesse fatto meglio, comunque arrivava a giocarsi lo scudetto col Napoli, poi cosa fai? Gli togli 15 punti, poi glieli rimetti, quindi il Napoli matematicamente non è più campione d'Italia, poi forse gliene togli 9, cioè è proprio una pagliacciata, cioè non ha senso niente. Boh, è una presa in giro. Comunque il Napoli ha vinto lo scudetto, avevo ragione io. Però posso dire una cosa? No, poi no, mi parliamo, devi rispondere. no, poi adesso No, parliamo. mi rispondi adesso. No, ma No, mi rispondi adesso. Adesso parliamo. Mi rispondi adesso. Adesso parliamo. Però alla fine il fatto di aver ridato i punti alla Juventus, io non la vedo una cosa così negativa per noi, perché ci ha messo un pochino più il pepe al culo, secondo me, scusatemi un attimo, perché ci ha fatto un pochino svegliare e guardare meglio la classifica e dire boh, cavolo, c'è un posto in meno, forse è meglio, è arrivata l'ora di svegliarsi, no? Perché c'è un posto in meno ora, perché il Napoli va bene, no? Poi abbiamo la Lazio che è lì, ma adesso nelle Adesso ultime sta calando. prestazioni sta calando, probabilmente speriamo che si sposti definitivamente. E poi adesso vedremo perché la Lazio, se non erro, giocherà contro il Lecce, se non erro, domani sera. E è uno scontro che deve assolutamente vincere. L'Inter è contro il Sassuolo e il Milan è contro Aspetta. quindi queste qua sono, ecco, 3 partite che noi dobbiamo portare tutti a casa. Su quello che dicevi, io penso che ti riferissi solo all'Inter, sul fatto che la Juve dandogli i punti ha messo un po' più il pepe al culo, perché se guardiamo i risultati nostri, io cioè, parlo a parte dell'Inter. la partita con la Lazio, hai giocato con la Cremonese, e parliamo solo di quella, la penultima, giusto con la Lazio è arrivata una bella vittoria convincente prima del derby, che sembra, cavolo, è arrivata una bella vittoria e poi vabbè, quello che è successo l'abbiamo Le detto romane prima. le hanno prese dalle milanesi, comunque. Sì, lo stesso risultato oltretutto, 2-0, 2-0. E peccato per poco prima invece, perché l'Inter aveva vinto, mi pare, con come si dice, con la Lazio. La partita e prima, sì. Il Milan invece aveva pareggiato La partita prima con la Roma. Con la Roma sì, 2-2, 1-1. 1-1 l'ultima. 1-1 lì a Roma e noi abbiamo vinto Saelemaekers 3-1. era giusto, che aveva segnato al 93esimo tipo. Abram al 90, E dopo 2 Abram minuti nel recupero e Saelemaekers sempre nel recupero. Sì. Ma io penso comunque che, ecco, una cosa, scusate, tornando sempre su Milan-Inter, poi qualcuno ci odierà, poi parleremo del Napoli, parleremo della Juventus e anche delle altre squadre, ma si parla sempre, ne parlavamo prima dell'inizio della puntata, io, Federico Pontillo e Roberto Di Franco ne parlavamo, no, del fatto, e Federico Pontillo fa di cosa stavamo parlando, no, dell'esperienza Champions, perché Federico diceva, vabbè, però nella dirigenza del Milan c'è comunque una certa esperienza, va bene, ok, però alla fine quello che conta sono i giocatori, obiettivamente. Sì, però la carica che ti può dare magari un dirigente a livello di Maldini che quello te la dà sempre, perché è una bandiera. sì, però a livello di Europa,
ne ha giocate, ne ha vinte, un'esperienza che ti può dare lui, secondo me, qualche livello di consiglio per la mentalità, per la psicologia appena la partita, non te la può dare un Marotta che magari ti può dire guarda, per rubare le partite abituato alla Juve devi fare così, cioè No, due cose diverse. vabbè, ok, perché è anche un però calciatore di un Zanetti- certo livello, però abbiamo Zanetti, ma al di là di quello, però penso anche che il calcio ormai, vabbè, negli ultimi 15 anni è completamente cambiato, c'è anche questo da dire. E poi non stiamo parlando più di due squadre che avevano determinate rose, come quando il Milan vinceva la Champions League e anche quando l'Inter ha vinto. Abbiamo una telefonata o dobbiamo andare in pubblicità? Pubblicità, perfetto. Abbiamo un piccolo break, stacco musicale, ovviamente la solita pubblicità, però rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà, sulla legge del gol. Ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati alla legge del gol. 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. No, io volevo fare una piccola provocazione, ma scherzando così, senza che i tifosi napoletani se la Ma sai prendano. come si dice, no? Scherza, che scherzando si dice sempre la verità, No, però. perché ho visto che volevo fare i complimenti anche a loro che hanno passato la prima partita del derby Milan-Inter, l'hanno vinto perché erano insieme a voi tifosi insieme dell'Inter, quindi volevo fare anche a loro i complimenti Proprio. per la prima partita vinta e non so, ci vediamo, non so se verranno anche loro al ritorno allo stadio tifare Inter, quindi non lo so, vediamo, li aspettiamo nel caso. Mi dispiace che ci sia questa cosa perché probabilmente c'è ancora un po' di bruciore per il quarto, magari, non lo so, chiedo. Beh, possiamo dire una cosa, che forse, nel senso, a tratti mi verrebbe da dire meglio avere i nostri cari tifosi napoletani che i tifosi juventini, visto che voi tifano così. Comunque non penso proprio che i napoletani sono lì, No, magari napoletani sperano interisti che vincano insieme interisti. non penso vadano molto Esatto. d'accordo. Hai detto una cazzata. Esatto. No, era solo perché ho visto No, sicuramente gente con poi la maglia, sperano che vincano, gente con la vinca maglia l'Inter, dell'Inter che tifa Napoli, non dove allo l'hai stadio. No, Ho non lo visto, so, ma dove l'hai vista?
Ma ci sono video che girano di tifosi Li hai visti? Tu li hai napoletani. visti? Se vuoi te lo faccio vedere dopo. No, Tifosi non voglio vederlo, napoletani, non voglio vederlo. tra cui uno di questi è quello famoso che girava quando ci siamo beccati noi il Napoli nei sorteggi, che diceva andiamo a Istanbul, andiamo in finale, e poi sono rimasti a casa alla fine. Poi io dico, dopo 30 anni hai vinto lo scudetto, ma goditi lo scudetto invece di 33 anni, invece di stare lì a guardare la Champions e C'è fare... un meme bellissimo, Non no? dirglielo, perché adesso tanto te lo rinfacceranno per altri 33 anni che loro hanno vinto lo scudetto, questo tu lo sai. C'è un bellissimo meme che fa vedere un tifoso del Napoli che festeggia e dice sì, siamo campioni d'Italia, siamo campioni d'Italia. E a un certo punto c'è un'altra immagine dopo dove vedi 3 scudetti vinti e vedi tutte le altre squadre che prima di arrivare alle big ce ne sono tante altre che hanno vinto tanti Beh, scudetti. c'è quella della Provercelli che gli ha scritto, pare sia vero, non so, su Twitter gli hanno scritto complimenti al Napoli, all'FC Napoli, SC come cacchio è, per la vittoria del vostro terzo scudetto. Me ne mancano ancora 3 o 4 per arrivare ai nostri, perché la Provercelli ha vinto molti più scudetti del Napoli, quindi Questo- E ne ha 27. Comunque la provocazione rimane lì, poi ovviamente lo scudetto del Napoli è meritato. No, per devi carità. provocare. Beh, meritato assolutamente, però io apro due piccole parentesi, scusatemi. Allora, uno, a me mi ha fatto ridere un pochino le dichiarazioni del presidente del Napoli, che, vabbè, anche questa, diciamo, storiella che si potevano vincere tanti altri campionati e invece è stato tutto falsato da il grande potere delle multinazionali I poteri di Inter, forti Milan. non hanno fatto vincere lo scudetto al Inter, Milan, Juventus, Beh, ma questo è un quelli discorso del che nord. è un discorso che faceva, adesso non voglio dire cavolate, l'avevo letto, non so se è vero, ma se non sbaglio è un discorso che faceva anche in Champions, Sì, sì. perché comunque c'era stato il rigore che doveva non dato al Napoli del fallo di Leao, c'era stata l'espulsione che secondo lui non era giusta di Anghissà l'andata, e quindi diceva che gli arbitri volevano far passare, la UEFA voleva far passare il Milan e non il Napoli, quindi anche lì aveva da dire. Diciamo che comunque il campionato negli ultimi 30 anni, 40 anni è sempre stato di 3 squadre alla fine. 2 squadre di Milano e una squadra di Torino. avevo ragione io quest'anno comunque. No, all'inizio avevi anno. ragione. No, però aspetta, prima di arrivare No, a questa adesso- cosa... adesso- si vuole far sentire. adesso avevi mi ragione, dici ma sì. nessuno ti ha detto niente. Adesso mi Andiamo a dici ripescare sì. chi diceva e chi no. Adesso Io non l'ho mi mai dici, detto. voglio sentire, avevi ragione da tutte e due, No, e io non anche ho mai- dal terzo che è a casa. Io non ho mai detto. No, io lo ammetto, io non ero sicuro, non ero convinto che arrivasse fino in fondo, perché vuoi Spalletti, vuoi il Napoli che comunque poi è sempre calato, Sì. anche se Come secondo me l'aspettavo. comunque in primavera un leggero calo l'ha avuto, ovvio, quei punti di vantaggio che aveva era un suicidio doveva fare per perderlo, quindi comunque diamo Grandissimo atto. merito, però è anche grandissima fortuna non aver avuto un Inter e un Milan. Poi vabbè, colpa nostra, non è una scusa così, però c'è anche da dirlo. L'anno scorso l'hanno vinto loro, però nel senso non possiamo dire che non hanno avuto i bastoni tra le ruote, tra No, altre anche squadre, tra perché io Inter quello che dicevo, io facevo il confronto non so quanto tempo fa, il Napoli comunque anche l'anno scorso lottava per lo scudetto fino a primavera poi è crollato e sono rimaste Milan e Inter. Quest'anno stava facendo più o meno la stessa cosa, solo che i punti di distacco, perché Milan e Inter hanno fatto peggio dell'anno scorso, erano talmente tanti che ormai... No, comunque Infatti. io la cosa che volevo dire, scusatemi, io ho letto un articolo e su questo vorrei un attimo approfondire, magari nella prossima puntata lo trattiamo meglio con più informazioni. Già si sapeva, ne avevamo già accennato qualche Sì, volta. parla. Parlato, fammi un attimo finire, no, l'introduzione. No, il fatto delle plusvalenze e il discorso anche quello legato a Osimhen, cioè il fatto che sono stati venduti dei giocatori che valevano, pare, 100.000 No, euro. è che non è mai arrivato, questo è il problema. Il giocatore che è andato al posto di Osimhen non è mai arrivato. No, ma a parte quindi... quello, ma hanno venduto giocatori che valevano 100.000 euro sulla carta a 4 milioni. Un giocatore tipo non aveva neanche forse valore, anche addirittura, perché non aveva più un cartellino perché si I trovava... poteri forti. No, questa cosa qua è un pochino assurda. E infatti, notizie dell'ultima... No, sto scherzando, cari tifosi napoletani. Notizie dell'ultima Scudetto ora. revocato. Cioè, non dico Adesso la me lo parola. vedo tipo che a fine stagione revocano i punti alla Juve, poi è al Napoli, la seconda magari alla Lazio, vince la Lazio lo scudetto, basta, cioè è finita. Basta, è finita. Rivoluzione da Napoli in su, vengono fino a Roma ad ammazzare tutti quelli che c'è, giustamente, perché lo farei anch'io dopo una stagione del genere, vedermi revocare uno scudetto vinto meritatamente. E comunque sono d'accordo con Roberto. La fortuna di Spalletti sono state due. La prima è che il calo, a posto che arrivare a febbraio, come arriva di solito, è arrivato ad aprile.
e la seconda che si collega alla prima, che aveva talmente tanti punti di vantaggio e che comunque le squadre dietro continuavano a vincere, pareggiare, perdere, vincere, pareggiare, perdere, non c'era più niente da fare, nel senso che mai lo scudetto era vinto, perché se le squadre dietro come Inter e Milan, le partite magari ti parlo certi tipi di partite, avessero vinto e quindi arrivavano magari a avere 7-8 punti, io non so se il Napoli reggeva fino alla fine, perché adesso è proprio abbastanza scoppiato. Poi vabbè, le partite da Firenze in poi dalla Fiorentina in poi non le conto, perché ormai quando hai vinto lo scudetto comunque fai turnover, anche se perdi che cosa te ne frega, non ti interessa. Però già si vede solo con la Salernitana, con l'Udinese, comunque 2 pareggi di fila così, era crollata. E la fortuna da un lato anche secondo me del Milan di essere arrivata ai quarti, ai semifinali, senza togliere nulla alle prestazioni, è che ha beccato anche un Napoli così, perché se beccava il Napoli a inizio non lo so come andava. Vabbè, non lo l'ha so. beccato però totalmente No, scadente. No, dai. anche- senza i 2 Ah no, vabbè, attaccanti non c'era Osimhen certamente. e un Napoli che stava calmo. Poi vabbè, il Milan all'andata, cioè il Napoli si è mangiato un gol a sud, però il Milan la partita l'ha fatta, niente da dire. Al ritorno devo dare il merito al Milan, perché il Napoli c'aveva la squadra e non ha sfruttato nulle occasioni. Io quello che ti dico è che abbiamo fatto 4 partite col Napoli. La prima l'ha vinta il Napoli, è stata forse l'unica partita nel girone d'andata che non meritava di vincere proprio nettamente, e ha vinto. Quindi penso che meritavamo noi di vincere. Al ritorno ha perso 4-0, dove abbiamo dominato anche lì. Se l'è giocata nelle 2 partite di Champions, perché comunque ha avuto in tutte e 2 le partite all'inizio c'era solo Napoli, i primi minuti giocava solo il Napoli, creava occasioni, poi veniva fuori un po' il Milan e poi nel secondo tempo eravamo sempre 1-0, quindi il Napoli cercava di trovare il gol e non l'ha trovato. Però nelle 4 partite comunque alla fine, tranne quella che ha vinto, ma l'ha vinta non meritatamente. Adesso arriviamo alla pagina Juventus. Pagina Juventus, alla Juve sicuramente, da quello che si percepisce nell'aria in casa bianconera, l'anno prossimo ci saranno qualche piccola rivoluzione, ci sarà ovviamente, e ci deve essere assolutamente. Quindi l'anno prossimo dobbiamo iniziare un attimo ad avere, forse aver paura della Juventus, nel senso che l'anno scorso ha giocato un campionato anche così, quest'anno ha giocato bene alla fine, perché è lì comunque al terzo posto, però non stiamo parlando della Juve ovviamente di 4 anni fa, praticamente, eh sì, 4 anni fa. Quindi sicuramente una rivoluzione serve. Vlahovic per me andrà via, secondo me, lo vendono, anche perché se fa un'altra stagione così va a finire che un giocatore che han pagato 2 anni prima, 3 anni prima 80 milioni lo rivendono, se va bene, a 10 milioni, 15 milioni. Il Va caso bene. noi lo prendiamo volentieri, se lo vendono quelle cifre lì lo prendo volentieri. Io do anche 30 anche per Sì, sì, Vlahovic, cioè, anche non è. perché sarebbe ora che il Milan facesse un investimento sull'attaccante, ma un investimento un po' pesante, perché veramente sono anni che aspettiamo e non arriva mai. Anche l'Inter, se non dovesse prendere Lukaku, ma penso che, non lo so, vedremo. Se non dovesse prendere Lukaku, se prende Lukaku, Correa deve andare via. Correa deve andare via, bisogna prendere un sostituto buono alla Sanchez, cioè per intenderci, un giocatore che metti e ti può fare anche un gol in una partita importante. Ma ti dirò che secondo me, e non sono interista, ma secondo me per i piani dell'Inter Correa andrà via comunque. E me lo auguro che va via, ma non solo lui. Mi auguro che va via anche giocatori come Gagliardini, che sono inutili, penso, per l'Inter, no? Mi guardi male, perché mi guardi No, no, male? Gagliardini assolutamente. Sì, comunque sì, come Correa è un giocatore di quelli che se ne deve andare, perché non vale quello che è stato preso. Non era così alla Lazio, però purtroppo è così adesso. Vediamo, non si sa, vabbè, sappiamo che l'Inter, ma anche il Milan, comunque a quanto pare a volte prendono quei giocatori che nelle altre squadre fanno delle determinate prestazioni che poi da noi non fanno assolutamente. Quindi è tutto vabbè, è tutto da vedere sul cambio di rivoluzione. Tanto quest'estate parleremo solamente di calciomercato, di gossip, perché alla fine calciomercato è gossip. Cioè non. Sì, quando cambiano anche le fidanzate, noi parliamo, no?
Sì, no, Federico, infatti, cari radioascoltatori, non l'abbiamo Apro la detto, rubrica. alle 9 non finisce la legge del gol, c'è la legge del gol special, no? Sì. Con Federico Montillo. Che parlo delle fidanzate dei giocatori E le invita pure e le anche, invito pure, le ma voi invita non ci pure. siete ovviamente. Allora, io odio il Milan, ma Fernandez, stavo pensando di invitare Zoe Cristofori qui per un caffè. Possiamo dialogare un po' di tante cose interessanti, comunque abbiamo tatuaggi in comune. Si chiamano appuntamenti al buio con Federico No, ma la luce è Pontillo. accesa, la luce No, è ma la accesa, luce non è è al accesa, buio. però appuntamenti al buio. Ah, va Appuntamenti bene, al buio ok, con sì, Fede sì, Pontillo. c'è problema. Dai, parliamo di una E Bobby mamma, Di con Franco un bambino anche. piccolo, non facciamo queste illazioni, questi inviti così. Vabbè, non è che ha detto. No, da Federico, l'idea di come l'ha detto lo sappiamo come voleva. Non ho invitato il bambino, io ho invitato la mamma. Cioè, che cosa mi stai dicendo? Non mi chiamo... No, non si può dire. No. Non ti permettere di dire quel nome, non si può nominare. Hella. Vabbè, no. Per me i radioascoltatori staranno pensando, hanno fatto i seri fino adesso, si sono messi, parlavano di calcio, adesso è partita, non lo so, la stupidera. No, hanno è fatto Giulio uso che di ci ha portato la vodka e quindi... ma dovete sapere che Giulio Carnelli ha un passato da ultras, no? E così, Alcolista quindi anonimo. ci carica, no? Dalla regia. Giulio Carnelli ci carica e quindi a volte ci esaltiamo. Vabbè, comunque, cari radioascoltatori, Giulio farà lo straordinario, abbiamo detto, di mezz'oretta, perché dopo le 9 ci sarà Federico Pontillo, special guest with... Zoe Cristofori. Zoe Cristofori, però dillo all'English. No, ma non è inglese lei. Cos'è? No, tu devi dirlo all'inglese. Ma no, io lo dico in italiana, parlo Non me ne italiano. frega Siamo in niente, dillo Italia. all'inglese però, è Siamo più in bello, Italia, voglio parlare quell'appeal, quel sex italiano. appeal. No. Sicuro? Sicurissimo. Non ti piacciono gli inglesi? Dipende. Dipende? Ok. Dipende come sono fatte. Comunque, se volete, poi sempre nella puntata di dopo, così potete trovare anche il numero di Federico Pontillo. Sì. Se volete scrivere, avete qualcuno da presentarli, vabbè, ti faccio pubblicità. Mandate le candidature che valuterà poi. Il curriculum con la foto e le caratteristiche, poi valuterò insieme ai miei collaboratori qua qual è la migliore. Vabbè, comunque tornando al mondo del calcio, senza mettersi a parlare di Zoe Cristofori o delle altre fidanzate dei calciatori, parliamo di Vandanara. No, sto scherzando. Vandanara, che fine ha fatto Vandanara? Non lo so, non si capisce se stanno insieme, non sta più Ma insieme. avete sentito, tra l'altro, della notizia, l'hanno smentita, però non è sicuro, del fatto che Zlatan Ibrahimovic l'anno prossimo potrebbe andare al Monza. Sì. Beh, ma secondo me il piano di Zlatan, questo qua sarà il futuro, secondo me, perché lui più volte ha fatto intendere e capire che vuole rimanere al Milan, nel senso anche a livello dirigenziale, ha detto in qualche intervista. Quindi secondo me è probabile che chiuderà la sua stagione non al Monza magari, perché per me continuerà ancora 2 anni, per me li gioca Ibra. Sì, no, l'intenzione di smettere non ce l'ha, quindi in 2 o 3 anni ancora li gioca e diventerà uno dei giocatori più vecchi in Serie A. Ha già il record poi del più anziano a segnare in una partita di Serie A. Marcatore più anziano, sì. Però dopo andrà in casa Milan. Io ieri personalmente pensavo che Zlatan tirasse qualche schiaffone nello spogliatoio, che faceva risvegliare. Io gliel'ho scritto a lui, ho detto adesso vedrai che il secondo tempo sarà diverso, perché Zlatan entrerà a fare una mossa di Kung Fu, così no, qualche calciatore si sveglierà. Invece mi sa che non ha fatto niente. Non avrebbe fatto male, anzi avrebbe fatto molto bene a farlo. No, una cosa che volevo dire è che ci siamo dimenticati, perché noi siamo sempre stati i primi a criticare Inzaghi, perché l'abbiamo criticato, però ieri veramente chiedete ha fatto scusa ridere. a Inzaghi. Ha fatto veramente ridere Pioli ai primi 7 minuti, ma se non iniziava la partita, che cazzo vuol dire? Cioè, da Pioli non l'ha mai fatto, non me l'aspettavo. Forse ieri, tra virgolette, lo scuso e lo giustifico. Non lo so, forse ha provato una sorta di imbarazzo, forse. Lei voleva imitare Inzaghi in qualche modo. Si sono messi d'accordo. E ha provato, sì, si sono scambiati i ruoli, perché invece Inzaghi ha detto una cosa che non mi aspettavo da lui, cioè... Spiazze? Sì, spiazze, perché potevamo fare di più. E da lui mi aspettavo abbiamo fatto una grande partita, andava bene così. Invece no, ho detto la verità, mi aspettavo di più perché dovevamo fare di più. Comunque io e Federico Pontillo volevamo dirvi una cosa anche, facciamo un po' come quelli del wrestling, no? Non rifatelo a casa, così
State calmi, tifosi sì, interisti, state state calmi. Perché non è successo calmi. niente, la partita è ancora lunga e poi tanto la ribaltano loro, quindi L'Inter festeggiate deve adesso. giocare con la mentalità che sta perdendo 1-0. State calmi che ancora il viaggio per Istanbul manca ancora qualche giorno, Per però voi, l'avete già sì, hai ragione, però è già tanto- andata comunque. Ma c'è voi già avete qualche un'affinità c'è già con Istanbul, Cialanoglu, noi non no, ci ma piace, come? noi non ci piace. Ma come? non No, ci c'è il vostro piace. giocatore che già sta festeggiando, ha messo la canzone sui social che si chiama Istanbul, è già convinto. È turco, che cosa deve mettere? La canzone di Che il Cairo. Milano? No, non è perché lui è già pronto ad andare a Istanbul per la finale. Sta solo aspettando di sapere se Però sarà noi non Real o City. Noi non abbiamo parlato di Real e City, appunto, no? Comunque che è un... No, io l'ho detto. Sì, no, vabbè, hai citato una volta, non fare il L'ho fenomeno. detto. 1-1, gol di Vinicius Junior e poi Kevin De Bruyne. Grande gol di De Bruyne. Che però, Una secca. però, ragazzi, io ho visto la partita, secondo me il Real è 6 spanne sopra il City, perché ha fatto una partita bellissima ed è un peccato che abbia pareggiato, perché quella partita secondo me il Real la meritava tutta la vita. Cioè il City nel secondo tempo, Haaland inesistente, gli è stato messo Rudiger attaccato, niente. De Bruyne ha fatto quel tiro, si è vendicato di Courtois che gli ha rubato la fidanzata, vedi, per la rubrica di dopo, che è vera questa cosa qua, però l'han detto i telecronisti, per questo che lo so, non è che comunque ha Ti fatto fai un tiro cazzi degli bellissimo. altri. l'ha detto telecronaca, lo Cosa devo fare. leggi? Che riviste leggi? Cioè? Su quelle riviste di documenti. Bravo, documenti riservati, e me li ha dati Guardiola direttamente. E praticamente ha fatto quel tiro bellissimo De Bruyne, ma per il resto ha fatto tutto il Real Madrid che meritava di fare più di un gol. Io una cosa che volevo aggiungere su quella partita, non so se voi l'avete visto le immagini, adesso non so Quali se sono immagini? vere. L'immagine che Il Papa sembrerebbe di che, Haaland. no, che sembrerebbe che il gol del City fosse da annullare. Perché? Perché Bernardo Silva, il controllo che fa, la palla era uscita e rimessa laterale, quindi era da annullare il gol, ma come anche per, se vogliamo aggiungerlo che non l'abbiamo detto, per Milan e Inter il pugno di Krunic non l'ha visto nessuno. Sì, anche come UEFA, anche il calcio d'angolo che c'era per voi, perché c'era un calcio quando Tonali ha preso il palo, l'ha deviata che Bastoni l'ha deviata, era che un ha chiesto calcio calcio. d'angolo. Però quello lì non è una cosa che guarda il VAR. No. A essere onesto, c'è stato quel pugno che Vabbè, lì poi è da calcio capire d'angolo, se volontario o non volontario. No, vabbè, era volontario, era da era rivedere. volontario. Comunque al VAR avrebbero dovuto richiamarlo. Perché io posso far così, posso fare saltando, ma fa proprio così, cioè se io faccio così Cioè, fa è così, forte fa così. o faccio così, no, sto vabbè, scherzando. Giusto, allora, giusto sul rigore, perché l'ha richiamato e ha preso la scelta giusta. Sbagliato non richiamarlo su quell'intervento lì, ecco, quello sì. Per me non l'ha visto, per me. A un certo punto, non so se avete notato, c'è stato Sì. anche un preparatore atletico del Milan che è inciampato sulla zolla dell'erba, e lì io la VAR la richiamerei, perché comunque la zolla dell'erba così, cioè, è da espulsione, perché non so se hai No, visto. invece sempre gossip, il papà di Haaland è stato cacciato dallo stadio perché in parte che insultava e aizzava i tifosi del Reale, poi lanciava il cibo addosso e l'hanno cacciato fuori. Cioè. Gli steward del Real Madrid del Santiago Bernabéu sono intervenuti e l'hanno spostato di peso, l'hanno portato fuori. No, di peso non lo so, però Anche perché secondo me è difficile spostare, no, deve essere grosso. basta vedere Sei anche come il il figlio, esatto. No, però secondo me, adesso a parte gli scherzi e quant'altro, il Real è molto più forte anche a livello di esperienza del City. Ma Quindi il City ha fame, vuole triplete. ha fame, però se gioca così, cioè se gioca così non so come andrà a finire. Sì, che non può far triplete, scusate. Sta per vincere la Premier, potrebbe vincere la Champions e poi anche la Coppa. l'FA Cup. Tra l'altro l'unico anno in cui ci andrebbe proprio di fortuna il gol doppio in trasferta lo tolgono, perché mi sembra giusto. Cioè, col Benfica 2-0 era perfetto, con loro 2-0 era perfetto. No, devono toglierlo quest'anno qua, mi sembra giusto, certo. Vabbè, E se non lo toglievano l'anno scorso con Liverpool eravamo più avvantaggiati, invece no, giusto? No, mi sembra delle scelte sempre corrette. Abbiamo sempre fortuna. Sì, sempre. Abbiamo sempre fortuna. Ma comunque io penso che, a parte il papà di Haaland che lancia il cibo, vabbè, è vero tifoso del figlio, quale genitore non lancia il cibo, certo, mi sembra una cosa normale a quei livelli lì, poi
così sicuramente sarà un bel ritorno, aspettiamo con ansia. Per la Comunque- rubrica di dopo, anche se non c'entra con le fidanzate, c'è da sapere che Federico poi lo sa bene questa cosa, perché anche a lui le partite da quando giocava a calcetto venivano, gli lanciavano le robe da mangiare dagli spalti, quindi anche lui sa qualcosa di... Sì, ma di questa cosa se ne occupa Roberto, che lui è abituato a stare a bordo campo a lanciare le cose. No, e comunque dopo, sempre nello special, nell'episodio special ci sarà il papà di Alan anche, che Anche? ha preso l'aereo, che ho invitato io quello, Ah, grazie. Però devi stare tranquillo perché l'appuntamento al buio con lui non mi sa che... No, non lo volevo. C'è Roberto che si occupa della rubrica, si chiama Come fare il ragù insieme ai papà. Perché c'entra col cibo, hai capito? certo, No, certo, viene per la tua giustamente. rubrica, ma addirittura mi hanno detto che lo stanno portando proprio ancora gli steward di peso, l'hanno tenuto dal Bernabeu, lo stanno portando qua per fare la rubrica con te. Però dopo te lo lasciano, cioè loro tornano al Santiago Bernabeu e te lo lasciano qui, devi essere molto cauto nelle parole. Sì, non c'è problema, lo porto Poi io devi in giro. utilizzare un po' di English. You speak English? No, io parlo. Lui cos'è? Norvegese? Io parlo però parla norvegese. inglese, Ma io lui. parlo norvegese. Dimmi qualcosa di norvegese, sono curioso. Hello. No, questo mi sembra più una lingua del Medio Oriente. Vabbè, ma tu sei norvegese? Io? Ah, sì, ne so uno è norvegese. Ragnarok. Ragnarok, che quello è danese, Pirla. No, è norvegese. Scommettiamo? Sì. Facciamo una Guarda, scommessa. adesso in diretta guardo sul telefono dove è nato Ragnarok. Intanto che Federico Pontillo guarda a Ragnarok da dove arriva, noi vi ringraziamo come sempre, cari radioascoltatori, perché seguite la legge del gol, ci supportate. Poi magari molti di voi non chiamano durante il corso della puntata, però sappiamo che ci state ascoltando, speriamo sempre di strapparvi qualche sorriso. Norvegese. Ecco. Vabbè, no, la serie TV è norvegese, la la serie TV. parola, io parlo della parola. Ah, va. Cioè, Non ti mando a nel quel senso, paese perché siamo in diretta. Cioè, puoi chiamare una parola con un nome italiano, una serie con un nome italiano, ma poi è... Sì, dai, saluta che è meglio. Dai. È tedesca magari, Sì. che ne so. Francese. Vabbè, comunque, grazie di cuore a tutti voi che come sempre ci seguite. Un grazie va ovviamente, come sempre, ai miei carissimi compagni, non in quel senso ovviamente, non facciamo doppi sensi, no, però i miei compagni di viaggio durante questo bellissimo viaggio che si chiama Legge del Gol, che ormai è una trasmissione, ragazzi, non ne abbiamo parlato, adesso voglio fare un attimo il romantico. È stata fondata ormai 1 anno e mezzo fa. È 2 anni. Quasi 2 anni ormai. Sì. Quasi 2 anni di Legge del Gol, dove parliamo di calcio. No, 2 anni. 2 anni, ormai 2 più anni. di 2 anni, perché Ormai l'anno 2 anni. che abbiamo vinto nello scudetto, Vero? l'anno scorso 1 anno e quest'anno sono 2. Più di 2 anni sono. Più di 2 anni, non abbiamo fatto ancora il compleanno allora della Legge del Gol, però sono veramente contento. Se facevi una rapina eri già fuori comunque. Vabbè, ok, su quello... Vabbè, oggi abbiamo il dono della risata. Comunque grazie tanto a voi che siete stati insieme a me i fondatori della Legge del Gol, grazie mille anche per questa splendida serata, anche però sappiate che adesso c'è l'episodio con Federico Pontillo. Grazie mille a te Matteo e buona serata. E poi anche a te, grazie Roberto. Grazie, buona serata a tutti. Come siamo romantici, noi ci rivediamo alla prossima puntata della Legge del Gol. Mamma mia.